Allora, siamo in Villa de Brandis a San Juan, da Cosgnota si è presentato il libro di Marcello Visintin, che è il conto un po' tutte le storie che sono di Dolegnan, insomma, dagli ultimi science. E vengono a FIE che ci vuole così partendo avanti, che sono state le tradizioni che so pare, insomma, la partata pascretta sui libri. Sì, buonasera. Io grazie all'amministrazione comunale di San Juan e in particolare alla dottoressa Anna Bogaro ho avuto queste possibilità e ho avuto gosto di aver avuto la possibilità di fare questi libri che è un grande bagaglio culturale di tutto il nostro paese, dalle nostre zone, in particolare di Dolegnan, che conta proprio la storia dal paese in mille sfaccettature, diciamo. Dopo bisogna dire, insomma, che Topari in tutti gli anni se l'ha sempre contato dal suo Furlan, però l'ha fatto un'opera anche cosiddette giornalistiche, no? Perché l'ha contato tutte le storie, la ripartata con le poesie, se non solo, di che è un paese tutto particolare. Ma certo, di quando è stato rastrellato fino a tutte le feste dei vecchi, piuttosto che capitava per il paese, anche alle piccole robe che lui le enfatizzava e dopo appunto faceva diventare poesia. E vedi che insomma è un Furlan particolare, perché sapete che Dolegnan è un solo engat, tutto so unico e particolare. Certo, è la tradizione, come che spiegava Anna Bogaro prima, che appunto è la finale con la Z, che è un mantegnilo giustamente per mantenere questa tradizione. Senti, si farà questa intervista che è metodo in esclusiva per i nostri amici che ci chiamano sul gruppo Facebook di Dolegnan, la racchiacca urda, ta sai chiacchierà per da però chiacchierà per da vuol dire anche da una storia e una cultura del territorio. Certo. Se avete fatto questi libri che lo avete donato a tutta la comunità. Assolutamente, tutti di Dolegnan si hanno gusto per inchiatarlo in biblioteche, anche Ulin, che anzi più che volentieri al tempo che vedi un riguardo di me pare. Complimenti e come ne abbiamo un tempo. Grazie, cin cin. E passerà e disegna che una di che gestisce la biblioteca di San Juan e sempre di Dolegnan. Sì, io sono di Dolegnan e sono tanto emozionata, abbiamo di tutto il paese riuniti per ricordare un uomo che l'area solare e quindi benvengano insomma queste attività. Vorrei anche così, ringraziare tutte le persone perché usgnot si è sentito la fiat di un paese e c'è che vuol dire essere di paese, come che diceva la Marpilero che è venuto prade la societazione. Si lamentano di vivere al paese, ma è una risorsa e una grande ricchezza che resta tal cur. Grazie.